Sono i lavoratori del CUP quelli che gestiscono le prenotazioni di visite, esame ed anche vaccini dell'ULSS 3 Serenissima. Hanno manifestato davanti alla sede della Protezione Civile del Veneto perché temono per il proprio futuro. In ballo c'è una gara d'appalto al massimo ribasso già impugnata da ANAC ed un concorso pubblico che rischia di escludere chi lavora al front office da anni. Noi chiediamo che questi lavoratori qua che si sono impegnati vengano tutelati durante il passaggio d'appalto, quindi deve essere garantito a loro il proseguo del proprio rapporto di lavoro. L'altro problema è invece un concorso pubblico che dovrebbe uscire a momenti, e anche questo concorso andrebbe a sostituire il personale tuttora in appalto dell'amministrazione o piuttosto dei reparti, delle segreterie dei reparti e anche del centro prelievi, e a questi lavoratori deve essere data la stessa possibilità di partecipare a questo appalto, dal momento che sono in questo appalto da circa 20 anni. Sono stati ricevuti dall'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. E quindi, essendovi una riduzione proprio dei servizi, queste persone si ritroverebbero a casa, quindi dobbiamo trovare quelle modalità per garantire l'occupazione o in altri servizi che l'ASL può mettere a bando, o cercando comunque di creare dei percorsi di garanzia e di riconoscimento di tutti questi anni di servizio che sono stati fatti anche nell'eventuale bando di gara.